Abbiamo introiettato così tanto il modello delle macchine che crediamo di poter e dovere funzionare allo stesso modo, essere produttivi in maniera costante, indipendentemente dal fatto che sia notte o giorno, estate o inverno, che abbiamo appena avuto un lutto o una grande gioia. Premere il pulsante on e iniziare a creare, premere il pulsante off e smettere. Invece i nostri ritmi assomigliano di più a quelli misteriosi dei temporali improvvisi e della lenta perdita delle foglie, del cambio delle stagioni e dell'alternarsi delle maree. Possiamo sintonizzarci anche con le leggi dell'universo, non solo con quelle della città. Il fumettista Andrea Pazienza scriveva: rinascere, con l'umiltà di chi da sempre è schiavo della propria arte e non datore di lavoro del proprio talento. È stupendo. Avete ascoltato un brano tratto da Una cosa spirituale. La voce è quella del suo autore, Vasco Brondi. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Una cosa spirituale è un piccolo libro pieno di grandi cose, grandi nel senso di importanti, grandi imprese dello spirito, o perlomeno tentativi di intraprenderle. È un viaggio nell'inquietudine del suo autore, che ha desiderio e forse bisogno di avere anche una dimensione altra, spirituale appunto. E leggendo e studiando scopre che quel bisogno è stato anche di altri artisti e che spiritualità e arte hanno lo stesso scopo, dare senso alla vita e al nostro stare insieme. Meditazione, yoga, religione, letture, silenzio, respiro. Vasco Brondi percorre molte strade per trovare la sua cosa spirituale. Noi leggendolo lo seguiamo e ci viene voglia di provare a vivere un pochino diversamente. Vasco, tu sei un musicista, hai avuto successo molto giovane con il tuo progetto Le luci della centrale elettrica e altrettanto presto ti sei reso conto che l'arte è mercato. È stato anche questa consapevolezza, questa scoperta forse a spingerti verso una ricerca di senso diversa? Sì, credo di sì. Credo che ho iniziato appunto nella mia totale ignoranza da ragazzino, non conoscendo le regole del gioco e facendo solo quello che mi era inevitabile fare, quello che mi era urgente. E poi piano piano mi sono accorto di come dopo un paio di dischi non mi trovavo più bene con l'idea che da lì in poi la ricerca sarebbe stata quella di espansione, cioè che ogni volta dovevi fare un disco per poi suonare in posti sempre più grandi, raggiungere sempre più persone, e mi ha fatto veramente cominciare a chiedermi come mai lo facevo, come mai tutti facevamo questa cosa, e lì ho cominciato a capire che c'è una ricerca che poi può essere non solo così appunto orizzontale di espansione, ma anche verticale, che parte dal nucleo incandescente di noi stessi e della Terra e arriva fino all'alto, fino al mistero, ed è probabilmente il motivo per cui come esseri umani abbiamo scelto l'arte. E mi sono accorto poi scrivendo il libro che già lo facevo, anche se all'inizio avevo iniziato appunto con il punk, quindi con quello che sembra un po' al lato opposto della spiritualità. Invece già prendere in mano una chitarra era parlare con l'invisibile, era comunque avere a che fare con qualcosa che è al di là del materiale. Racconti che hai lavorato per del tempo nel bar dei tuoi fratelli, il bar che loro avevano aperto, ma sempre sapendo che ti saresti salvato. Che cosa voleva dire salvarsi per te e quanto è stato importante questa fede che tu hai riposto in questo pensiero? Ma per me forse voleva dire cercare di avere una strada che coincidesse con quello che sentivo, i miei bisogni, la mia, forse adesso la chiamerei vocazione, anche se allora non sapevo che cos'era, era solo una specie di motore propulsivo che mi strattonava e mi spingeva e ha fatto in modo che io mi chiudessi tutte le vie d'uscita d'emergenza per poi fare questo, quindi una cosa anche un po' coi pronostici contro, un po' poco raccomandabile.
Però ecco, sì, è stato per me fondamentale a un certo punto e come dicevo prima, torno a quella parola lì, inevitabile seguire questa cosa. Poi ho capito, anche scrivendo il libro, che è quello che mette insieme tutte le voci che ci sono in una cosa spirituale, cioè le voci degli artisti, delle artiste, dei santi, dei guru, dei filosofi. È un po' questa fede, questa fiducia, un termine che adesso è anche fuori tempo, è totalmente fuori moda, di buttarsi in qualcosa dove c'è il rischio di una sproporzione gigantesca fra il tuo impegno e l'eventuale risultato che ci sarà. Mi veniva in mente veramente questa parabola del Vangelo in cui una donna che ha delle emorragie da 12 anni tocca la veste di Gesù e viene guarita, e Gesù però gli dice: guarda, la tua fede ti ha salvata, non sono stato io. Quindi il vero miracolo è la fede in sé. Ecco, per me lo vedo un po' così. Il mio miracolo è stato credere in una cosa che era incredibile e che poi è successa, ma questo vale, credo, di opera in opera. Cioè, questo Francis Salis è un grande artista contemporaneo, il suo motto è massimo sforzo, minimo risultato. Cioè l'idea che in un mondo totalmente produttivo e funzionale, avere fede in una ricerca interiore, in una ricerca artistica, appunto ha qualcosa in comune. C'è una dimensione spaziale nella spiritualità e anche nella creatività. In che modo crescere in un posto che tu dici noioso come Ferrara ha allenato lo stare e il guardare? Ma lì sì, mi è sempre venuto da dire che era una grande fortuna crescere in un posto in cui mi annoiavo, perché se io e i miei amici volevamo che succedesse qualcosa, quella cosa la dovevamo fare noi. E quindi da una parte è stato anche una cosa che ci ha spronato a fare le scintille, a tirare fuori da quel posto lì qualcosa di bello. Cioè il mio primo progetto si chiamava Le luci della centrale elettrica, perché per noi andare a vedere le luci di questa grande fabbrica era una cosa spettacolare, non la vedevamo come una cosa romantica, era semplicemente trovavamo in questa cosa uno spettacolo, un fuoco d'artificio, e quella era la noia che ci procurava questo. Ha dato per me, anche grazie poi agli artisti che hanno parlato di quei posti lì e hanno reso epici dei posti umilissimi, penso veramente ai CCCP o a Luigi Ghirri nelle sue fotografie, mi hanno fatto capire di come poteva esserci lì la magia, ed è questo che vuol dire poi rendere sacre le cose, cioè togliere degli oggetti, delle parole dal quotidiano, dei paesaggi così quotidiani, e consegnarli al sacro nel momento in cui le metti in un'opera d'arte, soprattutto quando non sono eclatanti. E quindi è stato un grande insegnamento trovare le cose memorabili, eclatanti, quando guardandosi attorno c'era solo una totale modestia. E quindi in questo credo che sia una lezione proprio che mi porto dietro, oltre ad avermi dato un enorme spazio di tempo. E Benjamin diceva che la noia è la soglia delle grandi imprese. Ecco, forse quella noia è servita per fare questi grandi piani che potevano essere assolutamente inverosimili, e però c'è stato il tempo di farlo, non era riempito da altro, ecco, quel tempo, non c'erano grosse distrazioni e intrattenimenti. Continui a cercare posti così? Sì, io sono stato poi davvero provinciale, appena ho iniziato a suonare e ho avuto tempo e denaro per potermi spostare, sono andato proprio prima in tutte le più grandi città che c'erano, quindi sono andato a New York, a Berlino, a Londra, stando mesi, imparando l'inglese che neanche avevo mai imparato, poi anche con i miei genitori non avevo mai viaggiato, ero stato tra Ferrara e il Lago di Garda, che era il paese di provenienza di mia mamma, e quindi avevo questa grande forza respingente rispetto invece a quei posti lì di provincia, ma andare a frequentare, aver avuto la fortuna di frequentare queste grandi città me le ha fatte ridimensionare tantissimo in realtà, credo che anche quella sia una grande fortuna, e adesso in realtà cerco ancora di più quei luoghi dove c'è quello spazio. Veramente in una società ossessionata dal tempo non teniamo più conto dello spazio, che invece è importante anche quello, e che insieme mi sembra al silenzio sia veramente un grande lusso. E per me, ecco, adesso la cosa che mi accorgo di quando vado, io ho una casa che è in Valsassina, tra il lago, diciamo, e la Grigna, nella provincia di Lecco, dove le prime volte che andavo là ero raggiante di essere lì, poi mi sono accorto che ero veramente da solo quando ero in quel posto, e che questa cosa dopo un po' mi inquietava. Dicevo, va bene il mito dei sadhu nelle grotte
e dei meditatori, però ho detto qua cavolo è estremo, e poi dopo un po' mi sono anche accorto che non ero completamente da solo, cioè che c'era pieno di vita non umana lì comunque, quindi anche questo è interessante di come ci viene da associare la solitudine solo quando non c'è niente di umano attorno, invece poi c'è anche tantissimo altro. In questo libro ho messo una poesia che ho sempre amato, di Ocean Vuong, che dice: la solitudine è comunque tempo trascorso insieme al mondo. E quindi ecco, adesso la temo di meno. Poi mi piacciono tantissimo anche essere nelle grandi città, mi piace tantissimo anche il casino, quindi ho un equilibrio e uno squilibrio fra questi elementi. Sempre a proposito di spazio, tu dici che c'è anche bisogno di una stanza tutta per sé, quella di Virginia Woolf, che in verità non deve essere proprio una stanza, però un posto. Sì, credo che per me questo sia importante, per quanto la mia vita è una vita molto nomade. Cioè, ho iniziato davvero la mia vita adulta direttamente che già facevo il musicista, perché il mio primo disco è uscito che avevo 23 anni, adesso ne ho 42, sono 10 anni di tour sostanzialmente, che è comunque la base di una vita da musicista adesso. E però io mi rendo conto che questo spazio lo riesco anche a ricreare ovunque. Per me anche, per esempio, la meditazione e lo yoga sono due pratiche estremamente portatili che mi fanno stare a casa anche quando sono in giro. Cioè che per un attimo mi rendo sempre conto che il mio indirizzo poi alla fine è questo corpo qua che mi porto dietro, e ho quel momento per stare. Credo che anche per quello queste pratiche mi abbiano attratto e mi ci sia trovato così tanto bene. Poi per me anche il fatto... Sto facendo pace con non avere una casa con tutti i crismi, con lo studio fatto bene, ma essere sempre un po' uno scappato di casa, come dicono in Toscana e forse anche da altre parti, perché quella cosa mi fa stare bene. Io suono, quando sono in giro mi faccio prestare le chitarre, quindi suono spesso con delle chitarre che non sono neanche chitarre acustiche, sono le chitarre classiche che i miei amici e le mie amiche avevano da bambini, quindi mi appoggio lì col tavolino troppo basso per me o troppo alto, e questa cosa alla fine ho scoperto che mi piace perché non mi fa mai sembrare davvero di lavorare, cioè mi fa sentire a casa ovunque. Poi mi fa ridere quando mi chiedono magari: ma scusami, ma che chitarra usi tu? Per farmi domande tecniche mi viene da dire: guarda, quella che c'è, quella spesso chitarre da bambini di 8 anni che non suonano più da 30 anni, perché questi bambini adesso ce ne hanno 40. Quindi comunque ho un concetto relativo di questo spazio. È effettivamente uno spazio che è anche uno spazio sia esteriore che interiore, che ci possiamo portare appresso cercando di averci un certo agio, che abbia una certa ampiezza. Hai menzionato lo yoga, che mi pare sia stata una delle prime vie di accesso che hai percorso per la tua spiritualità. Voglio chiederti che rapporto hai scoperto esserci alla fine tra l'uso del corpo e lo spirito? Io sono entrato nel corpo, e forse in questi temi più esplicitamente, attraverso in realtà quelle che sarebbero poi delle pratiche teatrali, dei training teatrali, venendo molto da Grotowski, che c'è anche dentro questo libro, un grande regista che sovrapponeva la ricerca spirituale, chiamiamola, con quella artistica. E a me, ecco, all'inizio non interessava andare a fare lezioni di canto, ero così... avevo anche tutti i miei pregiudizi in merito, venendo appunto dal punk e da queste cose che erano anche molto stupidi come pregiudizi, però mi interessava la cosa che diceva Grotowski, che il vero virtuosismo della voce non è quello di andare su e giù dalle scale musicali, ma connettere la propria voce al nostro centro emotivo. E diceva: c'è chi ci nasce, e però è una cosa che si può coltivare. E lui, per coltivare questa cosa, usava delle pratiche che venivano dallo yoga e dalla meditazione. Questo è stato per me il modo di entrarci, perché poi avevo molti pregiudizi, come dicevo, rispetto a questi mondi che portano con sé tutto un immaginario che era ed è tuttora molto lontano da me, che sono molto più pragmatico e non amo collanine, musichette finto spirituali e cose del genere che ci sono spesso nel mondo dello yoga. Però poi ho dovuto ammettere da subito che era una pratica potentissima, che mi faceva stare benissimo, tra l'altro, e che mi aiutava a entrare nel profondo. Cioè ho capito come per me scrivere consisteva poi di volta in volta togliere uno strato in più e andare sempre più giù, ed era una pratica che in questo funziona come il lavoro artistico.
mi è sempre da subito, insomma, mi è risuonata molto e ha cominciato a far sparire questo confine fra le ricerche, diventavano tutte la stessa cosa. Continui a praticare? Sì, sì, certo, è la mia pratica quotidiana, posso dire, anzi sì, sicuramente quotidiano più volte al giorno. Ho iniziato in modo veramente ossessivo, anche troppo, adesso lo faccio tutti i giorni, ma non come impegno perché mi fa bene, sento proprio di strappare un po' di libertà alla giornata, avere quel tempo lì per me in mezzo anche, per esempio, a questi giorni che sto portando il libro in giro, quello lì senza fare quella pratica lì, quel momento lì, che poi per me sono le asana dello yoga, ma per altri credo che siano tante altre attività, mi sembra di non vivere se non dedico del tempo a quello e sono solo travolto dagli impegni anche bellissimi che ho. Mi ha fatto proprio capire questa cosa che viviamo in una società iperattiva e che paradossalmente fermarsi ogni tanto è la cosa più attiva che possiamo fare, perché essere iperattivi in una società iperattiva è una modalità passiva del fare, cioè scusate il gioco di parole, però proprio dire no, fare quello che diceva Pitagora, che diceva l'essere umano è al mondo per osservare il cielo, e diceva, quando gli chiedevano cosa fai nella vita, lui diceva niente, sono un filosofo e la filosofia è l'arte di rimanere appostati. Ecco, a me quello mi sembra parte poi alla fine del mio lavoro artistico, rimanere appostato e ascoltare anche così la mia radio interiore, sentire quello che succede, sentire che dentro di me ci sono questi movimenti involontari del respiro che assomigliano ai movimenti involontari che ci sono attorno a me nel mondo, e che anche, prima parlavamo di fede, anche la fede e la fiducia di aspettare, per esempio, quando è il momento di creare, che non possiamo essere funzionali come una macchina e funzionare sempre allo stesso modo, premi start e inizi a creare, ma che invece dobbiamo attendere anche il cambio delle stagioni dentro di noi, temporali improvvisi. Cioè, mi sono accorto, ecco, che nella lettura iniziale dicevo le leggi della città e le leggi dell'universo, ecco che anche dentro di noi ci sono le leggi dell'universo, anche quando siamo immersi nelle città, e ascoltarmi un po', dire meditare sembra anche troppo, mi fa rendere conto di questo. Ma come si fa a tenere insieme tutto? Cioè, come si fa a vivere questo tempo seguendo delle leggi che questo tempo non segue più? Ci sono delle frasi che ho scritto, dei concetti che vengono fuori dal tuo libro: silenzio, semplicità, gratitudine, riposo, sacrificio, unità. Tutte cose che vanno da una parte diversa rispetto a quella dove la maggior parte delle persone va in questo momento. È possibile tenere tutto insieme? È faticoso? Si può? Ma a un certo punto per me torno a quella parola lì, inevitabile, nel senso che io non credo di essere un esempio, di essere particolarmente integerrimo o morale, semplicemente non ho avuto il beneficio del dubbio, cioè non riuscirei a tenere i ritmi che per esempio mi sono richiesti nella musica, dove adesso dovresti fare un disco all'anno, perché proprio non mi vengono, mi verrebbe male, starei male fisicamente, quindi ho tutta una serie di scelte che faccio, sono semplicemente quelle che riesco a fare, così come quando ho iniziato a suonare nella mia totale ignoranza avrei voluto fare la musica che facevano altri gruppi, provavo a copiarla ma mi veniva una cosa diversa perché non ero in grado di farlo così, quindi io semplicemente posso dire che non funziono e quindi non riesco a stare al passo che spesso sarebbe chiesto, anche se a volte mi sono messo in dubbio e non siamo impermeabili, quindi viviamo nel mondo. Io semplicemente mi sono accorto che quando ho provato anche a forzarmi in altre direzioni la cosa mi faceva stare male fisicamente, emotivamente, psicologicamente, e mi veniva anche male la cosa che facevo, quindi ho capito che non era proprio più il caso, e per me, ecco, circondarmi di queste voci, di questa immersione di un anno serve anche per ricordarmi tutto ciò, cioè serve per ricordarmi che l'arte, anche nell'epoca della secolarizzata e materialista che è la nostra, può essere quella che ci mette in contatto con la magia e coi miracoli, e che però per fare questo bisogna andare fuori da quella logica lì, appunto, e da quei ritmi lì. Meister Eckhart, che è un grande mistico medievale, diceva: a Dio non piace il vuoto, quindi dobbiamo creare il vuoto, perché appena c'è il vuoto ci va dentro lui, e questo vale anche per l'arte, secondo me.
Cioè, quindi anche se tu vuoi essere produttivo, bisogna cercare di essere produttivi in modo saggio, cioè fare di meno, per fare in modo che intervengano le cose divine, che ci si mettano loro. Quindi questa è la mia visione di produttività. Cioè, funziona comunque meglio così, in un certo senso. E però, ecco, magari trasmette attorno a te un po' più di senso di ricerca di autenticità e non di ricerca di altro. Perché per me... tornando a una delle tue domande iniziali, sì, mi ha messo in crisi quando ho visto che anche l'ambito lavorativo in cui ho iniziato a suonare, che era quello anche estremamente alternativo, a un certo punto si è chiusa la forbice tra il mondo alternativo e il pop, che credo che sia un bene, però allo stesso tempo è diventato che anche nel mondo alternativo la ricerca diventasse la ricerca della hit, la ricerca di star dietro a ritmi che non ti facessero mai scendere il numero degli streaming, cioè comunque una vitaccia, devo dire, e non era quello il motivo per cui ho iniziato a suonare e non era quello l'ambiente che mi interessava frequentare, onestamente. Quindi vedere attorno tutto questo mi ha fatto solo andare ancora di più in un'altra direzione. Parlavi di stare male, abbiamo visto, ci sono tanti artisti giovani che, diciamo, non riescono a gestire il loro successo, che poi come se fosse colpa loro, no? Come se non fossero capaci di... Quindi questa cosa, questo stare male è un tratto del mondo artistico, di questa logica un po' estrattiva che si applica anche all'arte. Tu pensi che sia in corso una riflessione in questo senso, anche appunto in conseguenza di questi casi abbastanza eclatanti che abbiamo visto? Sì, io credo assolutamente di sì e che questo stia avvenendo in tantissimi ambiti lavorativi, non solo in quello artistico. Credo che faccia parte dell'idea di un cambio generazionale, di come piano piano ci accorgiamo delle cose. Credo che anche solo dalla mia generazione a quella dei miei genitori sia cambiato tantissimo e appunto chi ha 20 anni adesso è ancora diversa la sua visione del lavoro. Veramente quest'idea che comunque i freelance, per esempio, e questo vale anche per gli artisti, sono lo schiavo e il padrone allo stesso tempo, no? E ci sottoponiamo da soli a dei ritmi che neanche il più spregevole dei padroni di una fabbrica infliggeva ai suoi sottoposti nell'inizio del Novecento. E questo fa in modo che appunto noi, essendo sia lo schiavo che il padrone, spostiamo la lotta di classe a lotta interiore. Questa cosa qua secondo me è interessante comunque. Il fatto che ci sentiamo tutti soli davanti a una situazione comune e però ecco da questa lotta interiore escono dei temi che sono poi politici. Cioè secondo me comunque questo libro che ho fatto ha anche una rivendicazione politica, che è quella di dire che nella società dell'insoddisfazione ci sono anche degli strumenti per fare quello che fai perfettamente soddisfatto e dandoti una calmata, darsi pace, ecco, ogni tanto. Cioè essere contenti di quello che c'è. Nel buddismo lo chiamano addestramento mentale, la possibilità di non notare solo ed essere accecati dalle disgrazie attorno a noi, da quello che vorremmo e non c'è, vedere comunque tutto, guardare in faccia tutto, ma anche coltivare per esempio la gratitudine. C'è una poesia di Mary Oliver che dice, intanto la poesia si chiama Dichiara pace, che mi sembra molto interessante, e poi dice impara a dire grazie in 3 lingue diverse. Questo è un bellissimo antidoto secondo me per la società dell'insoddisfazione che vive di necessità in necessità, di ambizione in ambizione, che è la religione del nostro tempo. Anche questa follia del realizzarsi attraverso il lavoro, e non vediamo che è un fondamentalismo, no? Noi vendiamo i fondamentalisti di tutti gli altri, ci sembrano tutti deficienti perché non mangiano prima del tramonto una volta all'anno, perché hanno il velo, poi ognuno ha le sue complessità, però comunque mi sembra incredibile come noi non vediamo i nostri fondamentalismi, tutto quello che ci fanno trascurare e tutto quello che ci fanno addirittura arrivare ad ammalarci per seguire questo fondamentalismo qua. E credo che sicuramente ci sia una riflessione in corso in tutti gli ambiti, non solo in quello artistico. Quello artistico è sempre un grosso megafono e quindi sono contento che arrivi, però io ecco, lavorando nella musica, che è un ambiente giovanissimo, e questa cosa è bellissima, nel senso che io ho a che fare sempre con persone di 19-20 anni che sono dei professionisti incredibili, sono spesso molto più bravi di me che lo faccio da 20 anni, e mi arriva molto questa questione qui, ma che è data per scontata, cioè non è quasi... non è così, ho il dubbio che non sia giusto fare così, sanno benissimo che non è giusto fare così, non è giusto né sottoporsi a un autosfruttamento né essere sfruttati dagli altri, ed è giusto riuscire a fermarsi anche tirando un freno a mano
per ricalibrare la situazione, perché poi comunque c'è questo grande tema che poi dopo passano gli anni e moriamo comunque, no? E quindi sarebbe bello passare bene questo tempo che abbiamo qui tutti assieme. Il tuo libro è pieno di storie meravigliose rispetto alle esperienze spirituali che altri artisti hanno fatto prima di te. Ce ne sono davvero tante. Ci lasci raccontandoci, non so, quella a cui sei più affezionato. Ce ne sono tantissime, adesso mi viene in mente perché la sto registrando da Roma, che Fellini, che mi è piaciuto mettere dentro tante persone che non vengono dal mondo esplicitamente della spiritualità, quindi c'è Nick Cave, Iggy Pop, Lou Reed, Andrea Pazienza che ho citato all'inizio, e Fellini che era molto appassionato di magia, e quindi a un certo punto gli propongono un film da girare fra il Tibet, l'India e il Brasile sulla magia. Lui all'inizio accetta e poi ci pensa su e dice: ma a me alla fine la mia vita piace quando si gioca nel triangolo fra Roma, Ostia e Viterbo, e quindi decide di non fare quel film ma di girare il film Roma a Roma, e quindi sono nei posti che conosceva benissimo, tra le cose non eclatanti di questa città, e andava quindi alla Porta Alchemica vicino alla stazione Termini, andava al Parco della Caffarella in via dei Cessati Spiriti dove c'era la sua cartomante, e diceva che solo nei posti che conosceva benissimo riusciva a vedere delle crepe misteriose che lo facevano accedere al doppio fondo della realtà, appunto alle cose terrene e ultraterrene. Secondo me questo, ecco, è un grande insegnamento di quanto possiamo trovare già attorno a noi, e quindi non aspettare condizioni esterne di chissà quale tipo per vivere intensamente, che non vuol dire andare in profondità, non vuol dire fare sempre di più, anzi forse vuol dire fare di meno a volte. Abbiamo dato voce a Una cosa spirituale di Vasco Brondi, è in Audi Editore. Voce ai Libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È ideato e scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Simone Pieranni, in redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Aurora Ricci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Cristian Galdini e Lucrezia Marcelli.